Allora, con un po' di ritardo iniziamo questo convegno della Regione Friuli Venezia Giulia, che è il convegno sulle problematiche fitosanitarie gestionali e le prospettive future nei boschi del nord-est d'Italia dopo la tempesta Vaia. La Regione Friuli Venezia Giulia ha voluto questo convegno, è frutto di una convenzione fatta con l'Università di Padova, il Dipartimento d'ASMAE, proprio per il monitoraggio di questa situazione che appunto dopo la tempesta Vaia ha causato questa grande calamità. L'evento vuole mettere a confronto tutte le realtà che sono state colpite dalla tempesta Vaia, per cui avremo gli interventi della nostra regione, l'intervento della regione Veneto, della provincia autonoma di Trento, della provincia autonoma di Bolzano e infine l'intervento dell'Università di Padova, che tratterà proprio il problema nel suo complesso. Siamo un po' in ritardo, quindi io non mi tratterei oltre e passerei direttamente al primo intervento. Il dottor Pierpaolo De Biasio, dell'Ispettorato Forestale di Tolmezzo, che appunto rappresenta la Regione Friuli Venezia Giulia. Grazie. Buongiorno a tutti. Adesso viene caricata la... Ecco, secondo... Sì, Bene, qui è la rappresentazione grafica dell'andamento degli schianti da vento in Regione Friuli Venezia Giulia dal 1994, quando è stato avviato il programma BAUSINVE, che è attualmente seguito dal Servizio Fitosanitario dell'ERSA in collaborazione col Corpo Forestale Regionale. E quindi per un po' tutte le avversità monitora l'andamento che si registra di anno in anno. Si può notare la manifesta superiorità di Vaia a 800.000 metri cubi lordi nell'ultima stima, che comunque è aggiornata periodicamente al rialzo. Un dato interessante per noi positivo è che il 2019 è stato di per sé uno degli anni più tranquilli di questo periodo, con appena 287 metri cubi, anche il 2020 sta procedendo in questo modo. Qui è la ripartizione dell'impatto della tempesta Vaia tra gli ispettorati forestali, quindi l'88% della massa ha colpito l'ispettorato di Tolmezzo, l'11% Pordenone e qualcosa Udine, non è stato interessato l'ispettorato di Gorizia Trieste. Alcune foto, qui uno piccolo schianto di fondo Vaia dove è stata compressa la corrente di aria fredda che è arrivata, compressa da aria calda che era presente, la Vieti di Timaru. Qui invece uno schianto dopo aver scolinato Passo Resta ha avuto una perdita di quota, ha causato un raso di 3 ettari, schianto anche in Faggeta e nelle vicinanze. Allora, qui ci sono una serie di tabelle che sono a beneficio di quelli che scaricheranno la presentazione. Corriamo veloce solamente sui grafici a parte, indicano quanto è stato previsto in utilizzo mediante progetti di utilizzazione oppure uno strumento più semplificato della dichiarazione di taglio, in presenza di pianificazione forestale o in assenza di pianificazione forestale. E c'è una stima che non si utilizzerà in ogni caso circa 100.000 metri cubi. Allora è stato erogato un indennizzo regionale per gli interventi di recupero della massa di Vaia e il contributo ammissibile è di 4.200.000 di bilancio regionale. Ecco, questo regolamento regionale prevede un aiuto di 2.000 euro a ettaro, più le spese tecniche, con un requisito minimo di almeno un ettaro colpito, con un danno di almeno 100 metri cubi schiantato e il 30% danno in valore.
Poi si è aggiunto un bando PSR i cui interventi comunque devono ancora iniziare, di fatto sono stati istruiti, quindi in questo caso c'erano non solo utilizzazioni dello schianto ma anche sistemazioni di strade forestali o sistemazioni idrauliche forestali. A seguito della tempesta Vaia, anche in Friuli Venezia Giulia si è creata una situazione di emergenza fitosanitaria che in alcune vallate, come qui in Val Benzonassa, era già stata innescata da precedenti schianti. Ci sono appunto zone che non sono state colpite da Vaia, come il Gemonese, ma che avevano altri problemi. Questo è l'andamento dell'impatto del Bostrico in metri cubi danneggiati e il numero di focolai, sempre dal 1994, anno da cui è partito da Ausinde. Sono varie, si notano varie divulgazioni, sempre a seguito di grosse perturbazioni, non sempre schianti. Ad esempio il livello del 2004-2005 era conseguente l'estate molto siccitosa del 2003. Ecco, qui sono riportati i dati di monitoraggio con varie trappole, quindi catture di insetti di bostrico. Ho diviso per zone, qui è la Val Canale, Canale del Ferro, come fattore di perturbazione principale non c'entra la tempesta Vaia, ma c'entra lo schianto del 10 agosto 2017 oppure il Tarvidiano, alterazioni climatiche rispetto all'optimum dell'abete rosso. Il massimo di catture è Sella Nevea con 48.000 soggetti, qui indicato il grafico. Qui la carne orientale, il record è Lido Sullo, 95.000 catture. Qui siamo in carne centrale occidentale, record massimo Cromelians, 109.000 catture. E qui il Pordenonese è una situazione un po' più tranquilla, in particolare la Val Tramontina non è stata colpita da Vaia. È stata un po' marginalmente la zona di Varsi e San Giorgio. Diciamo che adesso in questo momento stiamo registrando in maniera anticipata la caduta della corteccia, dove praticamente sono insetti già pronti per lo svernamento. A seguito della prevista emergenza fitosanitaria, la Regione ha avviato una convenzione con l'Università di Padova, la referente qui presente, il professor Faccoli, e il servizio fitosanitario dell'ESSA. Ecco, è stata intensificata l'azione di monitoraggio già presente con Ausinde, è stata eseguita formazione del personale regionale e informazione al pubblico, e poi sono state avviate specifiche azioni di lotta. In particolare io mi sono occupato del taglio e scortecciatura di piante ancora verdi previo riconoscimento precoce degli attacchi di bostrico. Quindi vedete l'attività, scortecciatura con scortatoio, risultato praticamente i tronchi erano completamente ricoperti dell'insetto. Siamo intervenuti sulla prima generazione del 2020 con 5 interventi su 142 piante. C'è stato poi, anche a seguito di un incontro pubblico che abbiamo svolto, l'adesione a questa pratica di altri enti, in particolare il Consorzio Boschi Carnici e anche le proprietà forestali della Regione. Ecco, uno dei problemi gestionali che si creano in presenza di grandi schianti o di attacchi parassitari è la carenza di legnami di qualità nel mercato locale. La Regione si era impegnata anni fa nel cercare di garantire un maggiore approvvigionamento locale dei legnami di qualità e adesso invece siamo crollati quasi a zero. E questo perché con uno schianto c'è un immediato danno tecnologico. Anche ecco, qui vedete un caso un po' limite, però questo caso poteva essere, sarebbe stato da opera, ma lo scossone per la casa sola praticamente suddiviso
ministeri in questo modo. I ritardi nelle utilizzazioni, che sono dovuti soprattutto alla grande massa da recuperare e anche alla sua distribuzione non razionale, comportano nel frattempo ovviamente il deperimento del legno, e sono soprattutto anche crollate le utilizzazioni ordinarie. Qui vedete l'andamento del numero dei progetti di riqualificazione forestale ambientale, progetti di taglio, e ispettorati di Colmezzo e Pordenone negli ultimi anni. Problematiche gestionali sono legate anche al danno paesaggistico e alla funzione turistico-ricreativa, con un crescente allarme sociale. Prospettive future, a questo punto è chiaramente da considerare come cambierà il clima in una regione, e al riguardo c'è uno studio molto approfondito eseguito dall'ARPA in collaborazione con l'Università di Udine e scaricabile dal sito dell'ARPA, che evidenzia anche per la regione Friuli-Venezia Giulia, in base agli dati storici e modelli previsionali, come si stanno alzando le temperature, sta cambiando il regime pluviometrico e aumentano le giornate di gran caldo. Qui sono rappresentate in questo studio anche le fasce fitoclimatiche del Pavari, questo nel periodo diciamo, attuale, fino al 2010, in base ai dati medi 1960-2010. Quindi vedete la fascia prevalente come superficie il Castanetum, nella zona montana è il Fagetum. Secondo il modello previsionale più moderato, secondo cui ci sarà un aumento di 2 gradi entro il fine secolo rispetto ai livelli preindustriali, le fasce fitoclimatiche saranno queste. Quindi la fascia prevalente diventerà l'Auletum, il Fagetum si espanderà qualcosa a scapito del Ficetum, che perderà circa un terzo della sua superficie. Quindi praticamente la fascia ottimale dell'abete rosso verrà ridotta, e chiaramente le condizioni degli abeti rossi extrazonali, cioè bassa quota, saranno ancora più critiche. Questo modello previsionale però pare ormai essere troppo ottimistico, perché un grado rispetto ai livelli industriali è già stato acquisito, quindi bisognerebbe contenere l'innalzamento della temperatura solamente di 1 grado entro la fine del secolo, che pare abbastanza difficile. Un altro modello previsionale stima di 3,5 o 5,5 gradi di aumento rispetto ai livelli preindustriali, e le conseguenze in Friuli Venezia Giulia saranno queste. Ovviamente ci sono poi altri modelli intermedi. In questo caso veramente l'Auletum sarà oltre il 70% della superficie regionale, praticamente il clima simile a quello della Sardegna, l'Alpinetum andrà a 0 e il Ficetum perderà il 90% della sua superficie. Inoltre anche questo studio evidenzia che aumenterà la frequenza e l'intensità degli eventi estremi, sulla base di quello che è successo, ovviamente ondate di calore come quella del 2003, pianti da neve tardiva soprattutto, c'è stato il record nel 1975, ma comunque si è ripetuto il fenomeno qualche altro anno più grandamente, il gelicidio del 2014 che ha colpito. Ecco, qui gli schianti da vento, in base ai dati raccolti dal 1950 in poi, divisi per tipo di evento meteorologico, quindi eventi cirrocali concentrati tra fine ottobre e novembre, temporali tardo estivi, e vento di caduta dal nord-ovest in caso di Bora. La ripartizione del tipo di eventi, un confronto tra l'evento del 4 novembre 1966 e la tempesta Vaia, che ha notevoli analogie,
e altri poi eventi estremi andando più indietro nel tempo. Diciamo, ho trovato notizie soprattutto, cioè solamente di trombe d'acqua. Quindi c'è il massimo impatto del vento che è sulle formazioni pure di abete rosso, mentre le formazioni costiere carsiche e platine sono molto più resistenti. E il cambiamento della composizione è già in atto molto sensibilmente con tutta la regione. Ecco, le nuove questioni che si pongono: come trattare le formazioni di abete rosso, quindi è necessaria un'autorizzazione di quali possono avere un futuro ancora per un certo periodo o quali sono destinate a scomparire. La questione delle piante secche, come modificare eventualmente il turno e il tipo di taglio nelle pezzette. Poi c'è una questione che è molto dibattuta in regione, cioè effettuare investimenti sì o no. Ci sono favorevoli e contrari, e c'è chi vuole accelerare dopo una grande calamità o chi lo ritiene solo uno spreco economico, un inquinamento genetico. Io ho seguito una sperimentazione in Cornesca in Cansiglio, con un'area protetta da una recinzione, un'area protetta da un repellente a base di grasso di pecora, un'area senza protezioni. Specie locali, specie autoctone di provenienza locale. C'è stato un buon risultato anche per l'abete bianco solamente dentro il recinto, invece fuori praticamente l'area senza protezione è stata danneggiata già dopo una notte. Okay, sì. I rischianti comunque non va dimenticato, sono la rinnovazione naturale del bosco, e qui vedete la faggeta in Cansiglio, una particella distrutta dal tornado del 1958, adesso è una faggeta di 60 anni. Una curiosità: in mezzo a uno degli schianti di Vaia ho trovato questo piccolo fabbricato votivo dedicato alla Madonna completamente integro, e qui a Forniavolti invece la scampata Sant'Antonio. Quindi diciamo, ecco, è stato probabilmente anche un miracolo, diciamo così, che Vaia non abbia causato vittime, però chiaramente la situazione climatica è molto seria, bisogna fare di più. Grazie, dottor De Biasio. Adesso passiamo subito al Valerio Finocchi dell'unità organizzativa fitosanitaria della Regione del Veneto. Come preferite? Vuoi venire qui al microfono o altrimenti direttamente? Portiamo il microfono. Non va bene. Sì, meglio, sì. Sì, ok. Buongiorno a tutti, spero che mi sentiate. Voglio iniziare ringraziando intanto la dottoressa Grazie, buongiorno a tutti, dicevo, voglio iniziare ringraziando la dottoressa Orlando e il settore foreste del Friuli Venezia Giulia per averci invitato come Regione Veneto a parlare del problema bostrico in seguito all'evento Vaia. Voglio iniziare subito ripartendo appunto da Vaia e facendovi vedere questo video che rievoca quello che è successo in Val di Stende. L'evento Vaia è stata una grossa calamità per 4 regioni: Lombardia, Veneto, Friuli, Trentino Alto Adige. Ha abbattuto più di 41.000 ettari, più di 8 milioni di metri cubi di legname, quasi 15 milioni di alberi. È stata una catastrofe senza precedenti che ha causato schianti sia di tipo concentrato, come stiamo vedendo nel filmato,
sia poi di tipo diffuso, che poi sono quelli che hanno creato maggiori problematiche a livello fitosanitario, oltre al problema degli schianti, che è stato causato da un vento che ha soffiato a quasi 200 km all'ora. C'è stata anche la problematica dell'alluvione e delle frane, quindi gli smottamenti che hanno interessato un territorio già fragile come quello della montagna, in particolare la montagna veneta e la montagna bellunese. Ecco, qui stiamo ultimando una panoramica su quella serie di schianti spaventosi che hanno interessato la Val di Stende. Due cifre sul legname boscato e sul legname a terra. Sono state prese in considerazione le province di Belluno, Treviso e Vicenza per la regione Veneto e si vede come ad oggi più o meno il totale della massa sboscata sia all'incirca il 25%. Tradotto, la massa residua, quindi quella presente in bosco, è circa il 75%. Se consideriamo che da letteratura, da bibliografia, per avere una situazione efficace ai fini fitosanitari bisognerebbe temposcare entro il secondo anno almeno l'80%, si vede che qui le proporzioni purtroppo per ovvie ragioni sia economiche sia logistiche sono inverse, e quindi questo ha creato un grosso potenziale per lo sviluppo di successive fitopatie. Appunto all'interno del legname che è schiantato a terra ci sono tre problematiche che io sono andato a considerare. Intanto una situazione di pericolo per gli operatori boschivi e per la sicurezza dell'operatività silvicolturale in genere, che tradotto è gli schianti sono piante affastellate, sono piante in tensione, sono piante che comunque sono a terra in maniera disordinata. Hanno creato un pericolo di innesco, lo stanno creando perché il legname si sta sempre più seccando per possibili incendi boschivi, aumentando la massa del materiale combustibile, e ultimo ma non da ultimo un pericolo per lo sviluppo di fitopatie legata all'abbondanza di substrato edafico che funge da volano per la riproduzione e per l'espansione di insetti, in particolare i coleotteri vinicoli, famiglia degli scolipidi. Per il Veneto sono stati ispezionati per le foreste diciamo di zona fascia montano-alpina posto tipografo su abete rosso che allunga dai 4 ai 5 mm e lo attacca nella parte basale, essenzialmente. Il bostrico minato del pino Minatus, che è più piccolo, che è lungo dai 2 ai 3 mm, che attacca invece il pino nella parte sommitale, quindi nella parte alta, sui rami e sulle branche, con un diametro dai 10 cm a scendere. Entrambi completano 2 generazioni all'anno e volano con temperature medie di 18 gradi. L'attività svolta, parlo ovviamente del dopovaia, è iniziata nel 2019 con un monitoraggio in provincia di Belluno su bostrico di abete e su bostrico di pino. Nel 2020 poi sono state interessate anche la provincia di Treviso e la provincia di Vicenza per il monitoraggio di Stipographus, in quanto interessate anche loro dall'evento varia. Tutto questo avviene in collaborazione tra la mia struttura di appartenenza, quindi il fitosanitario, l'unità organizzativa forestale, Avis, Veneto Agricoltura, e l'Università di Padova, che funge da coordinamento scientifico di tutto il progetto. Per quel che riguarda i Stipographus, è stato fatto un monitoraggio utilizzando trappole a finestre di tipo Tyson, come quelli che vedete in foto. Sotto c'è un carrellino che è quello utilizzato per la raccolta, dove si vede che la numerosità degli insetti raccolti quest'anno è stata ingente, dopo vedremo anche dei numeri sui grafici. Sono state distribuite 70 trappole a replicare i siti di monitoraggio dell'anno scorso per quel che riguarda il bellunese, 15 trappole in provincia di Treviso, nella zona di confine con quella di Belluno,
e quindi ci trappola nel Vicentino, soprattutto nell'altipiano di Asiago, dove la tempesta Vaia ha creato i maggiori danni. Qui c'è la distribuzione cartografica delle trappole dove sono state posizionate, quindi vedete nel Bellunese praticamente è stata coperta tutta la provincia, dal Feltrino alla Guardino, Lungaronese Zoldano, Bellunese, Centrocadore, Valencei, Valvoite e Comenico. Per Vicenza l'altopiano di Asiago, per Treviso la zona del Monte Ceseni e Monte Grappa e la zona di Revine Larva, appunto ai confini con la provincia di Belluno. Le catture medie per provincia, questi sono alcuni dati seppur parziali che stanno emergendo. 18.000 circa in provincia di Belluno, poco meno in provincia di Treviso, molto meno in provincia di Vicenza. Questo probabilmente è legato, anche se non in maniera esclusiva, sì, ovviamente vedendo i valori della provincia di Vicenza, alla minore quantità di legname rilasciato in foresta, in quanto nel Bellunese ne permane ancora circa l'80%, nel Trevigiano un 70%, nel Vicentino un 64-65%, quindi diciamo che la proporzione tra materiale rilasciato a terra è direttamente proporzionale al numero di soggetti catturati medio per trappola, seppure con uno scompenso evidente per la provincia di Vicenza. Qui vi faccio vedere un confronto tra la situazione del primo anno dopo l'evento Vaia e del secondo anno dopo l'evento Vaia. I coni in blu evidenziano quella che è stata la raccolta media per trappole nel 2019, suddivisa in 5 distretti, quindi Agostino, Bellunese, Feltrino, Cadore Valvoite, Comenico, Longaronese, Zoldano. E nel 2019 la raccolta media era al di sotto dei livelli di allerta, la soglia di allerta per cui si può prevedere, ipotizzare un importante attacco. Nel 2020 c'è stato uno sbalzo impressionante, con anche numeri medi di cattura per trappola del Longaronese Zoldano anche di oltre 25.000 individui, quindi più che quadruplicato. Che cosa ha anche contribuito a tutta questa situazione, oltre al legname schiantato a terra, oltre a quello che abbiamo già detto? Sicuramente l'andamento climatico dell'inverno 2019-2020, ma più in generale gli andamenti climatici degli ultimi inverni che si sono attestati su climi più miti rispetto al passato. E questo ha sicuramente contribuito, oltre a una primavera poco piovosa, comunque favorevole allo sviluppo dell'insetto, a un suo crescimento dal punto di vista fenologico. Nonostante un'estate che, come abbiamo visto tutti, non è stata torrida o particolarmente secca, ha avuto i suoi millimetri di pioggia e quindi questo doveva in un certo modo aver favorito anche le piante, cosa che non è successa. E appunto in questo grafico si può vedere come ad inizio maggio ci siano stati i voli degli svernanti, seguiti poi da un altro picco che sono i riemergenti, che sono le femmine che vanno a completare l'ovideposizione o lo sviluppo su altre piante pur appartenendo alla prima generazione, ed un picco degli individui di prima generazione che si è avuto tra fine maggio e i primi di luglio, che poi dà origine a quella che è la seconda generazione, in situazioni fredde come magari può essere registrato nel grafico di questa trappola che ha ad omeggio di calore. Probabilmente gli adulti di prima generazione daranno origine a una seconda generazione che andrà a svernare come larva o come pupa o come adulto immaturo, e comunque sarà pronta per la primavera successiva a sperare il nuovo attacco. In altre situazioni del Feltrino abbiamo visto che comunque il picco degli individui di prima generazione è stato anticipato, e un paio di settimane fa, andando a indagare sotto corteccia, è stato rinvenuta individui di seconda generazione già quasi pronti alla fuoriuscita, quindi è verosimile pensare che in quelle situazioni
tutti usciranno e andranno ad accoppiarsi per dare origine alla terza generazione che sverderà facendosi trovare pronta l'anno successivo. Quindi uno spostamento da 2 che erano già conclamate verso 3 generazioni, complice anche l'andamento climatico. Questa è la situazione che si trovava sotto corteccia, con una cospicua presenza di pupe, larve di bostrico e adulti maturi appunto che verosimilmente in queste 2 settimane hanno completato il ciclo e magari sono pronti a uscire. Bisognerà vedere come andrà avanti la situazione climatica per settembre e ottobre. Per quanto riguarda invece il Trachiminatus, quindi il bostrico del pino, è stato fatto un monitoraggio con trappole di tipo Lindgren, quindi ad imbuti. Ne sono state distribuite 16 in tutti i comuni della Val Boite, da Borgo di Cadore a Cortina d'Ampezzo, e si sono registrati catture medie di 35 individui a trappola, ben al di sopra dei valori soglia di guardia, che in questo caso sono di 100-120 individui a trappola. Quindi la situazione sembra abbastanza limitata. Qui è una distribuzione delle trappole nella Val Boite, che è stata coperta tutta. E per quel che riguarda invece gli attacchi del 2020, quindi gli attacchi dell'anno in corso, si può vedere su abete rosso delle situazioni di particolare criticità. Quindi vi ho riportato in foto un esempio della Valle di Gres, zona anche evidenziata nella cartografia soprastante, zona già negli anni scorsi, a partire dal 2015, oggetto di numerosi attacchi in seguito a precedenti schianti d'evento, e zona in cui avevamo posizionato delle trappole, vedete qui 4 puntini rossi all'interno dell'area per il monitoraggio. Tutte le trappole che sono state poste in opera per la Regione Veneto sono state georeferenziate, rilevate e riportate in cartografia di Google Maps, consultabile da parte di tutto il gruppo di lavoro. Sono stati attacchi a spot che sono iniziati dove c'erano questi schianti e poi ovviamente col volo e col vento gli insetti si sono spostati e sono andati anche in altre zone. I monitoraggi che ci saranno in autunno e in inverno, quindi quando le piante si manifesteranno rosse, quantificheranno esattamente il fenomeno dei nuovi attacchi. Sulla vostra sinistra in alto c'è la situazione di Lamon, in basso a sinistra c'è la situazione di Cerel del Grappa, a destra c'è la situazione di Cimagogna, comune di Ronzo di Cadore, dove si iniziano a intravedere degli spot che verosimilmente presto evolveranno in una congiunzione che interesserà tutto il versante, rendendolo così rosso e infestato. Per quel che riguarda gli attacchi del 2020 sul Pino Silvestre, questi si sono manifestati in sinistra geografica della Val Boite, con un danno di tipo paesaggistico ambientale e di successivo possibile dissesto idrogeologico, perché se non abbiamo il pino su quei versanti abbiamo poche altre piante che riescono a colonizzare posti così aridi esposti al sud. In realtà probabilmente si tratta di una recrudescenza degli attacchi già verificatisi 10 anni fa, quando era stato fatto anche un lavoro con l'allora servizio forestale di esbosco di quasi 5.000 piante che erano state poi cippate e macinate. E attualmente abbiamo 5 nuclei da 20-40 piante ciascuno. Conclusioni. Che cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi anni? Sicuramente non è un fenomeno che si esaurirà in un anno o due, sicuramente ci vorranno dai 5 ai 10 anni perché tutto torni più o meno normale. La cosa più logica da fare sarebbe il taglio e l'esportazione o quantomeno la scortecciatura di materiale, cosa che per ovvi motivi è complicata da attuare, quantomeno in tutte le situazioni, soprattutto del Bellunese, che hanno versanti e posizioni molto scomode anche per lo stesso utilizzo da parte delle vite boschive. In seguito a questo incremento, la mia ipotesi sarebbe anche aumentare il numero delle trappole per meglio avere e comprendere monitorare anche le future infestazioni e capire il livello di importanza di un fenomeno che comunque già si sta manifestando in maniera importante, appunto. E una prosecuzione con la collaborazione con l'università, ovviamente, e un confronto con le
giorni contermini sull'evoluzione generale che appunto dà un quadro generale più completo. Un ringraziamento alla fine, ringrazio la mia unità sanitaria, ringrazio Veneto Agricoltura Avis, in particolare le persone di Giorgio Cipieri e Matteo Tabacchi che sono qui, che stanno partecipando al convegno, sono stati il braccio operativo di Veneto Agricoltura e quindi mi hanno seguito e coadiuvato nella posa delle trappole e nella raccolta degli insetti, quindi senza di loro questo lavoro sarebbe stato ben più complicato da svolgere. Unità organizzativa forestale, sempre Regione Veneto, e ultimo ma non da ultimo, l'Università di Padova con il Dipartimento da FNAI, professori Andrea Battisti e Massimo Faccoli. E da ultimo, grazie a tutti voi per avermi ascoltato. Grazie dottor Ginozzi. Adesso la parola a Giovanni Giovannini del Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento. Buongiorno a tutti, sono Giovannini, sono dirigente del Servizio Foreste della Provincia Autonoma di Trento. Mi è stato chiesto di venire in questo convegno per parlarvi di quello che stiamo facendo come Provincia Autonoma di Trento a seguito appunto di maggio. Ieri ho terminato la presentazione e mi sono dato alcuni obiettivi, appunto quello di essere sintetico, ma di provare in tutti i modi a darvi un'idea in questi 15 minuti di quello che è stato fatto, di quello che stiamo facendo e di quelle che sono un po' le prospettive, cioè di quello che vorremmo fare nei prossimi anni. E voi sapete che il Trentino è stata l'area più colpita, io direi in alcune aree devastata completamente, stiamo parlando di oltre 20.000 ettari completamente atterrati, un volume di bosco anche qui completamente danneggiato pari inizialmente a 4 milioni di metri cubi subito dopo l'evento, ma che stiamo di nuovo aggiornando in termini di cifre in aumento. Però quello che più ha caratterizzato quell'evento sulla nostra provincia è stato sicuramente anche la violenza non solo del vento ma anche dell'acqua. Acqua che nei 2 giorni precedenti ha messo veramente sotto stress tutto il reticolo idrografico, per cui tutte le briglie, tutte le opere di trattenuta del materiale, le filtranti e non solo. In provincia operano circa al momento circa 5.000 briglie che noi monitoriamo una per una e queste veramente sono state messe ad una prova dopo l'evento. Hanno lavorato bene, però parecchi hanno ceduto. Sono particolarmente ingenti, sono stati nei 2 giorni precedenti l'evento anche tutti i danni alla rete stradale che ha visto completamente distrutti centinaia e centinaia di chilometri. In alcune valli di fatto il patrimonio stradale è stato compromesso anche oltre il 60-70%, proprio distrutte completamente. E strade, non sto parlando di piste forestali, sto parlando di strade che il giorno prima erano considerate camionabili e si potevano fare perfettamente con macchine normali. Chiaramente subito dopo l'evento per tutta la popolazione trentina è stato uno shock, anche perché io ho partecipato fin da subito alle prime riunioni iniziali, ci siamo proprio posti un problema di dover affrontare una situazione che era qualcosa di veramente eccezionale. E devo dire che un po' la fortuna, un po' effettivamente anche la struttura organizzativa di cui noi viviamo, che effettivamente vede una protezione civile molto forte, un corpo
forestale ancora presente, tante maestranze ancora a disposizione della provincia, tutti assieme di fatto in poco tempo si è riusciti ad affrontare bene questa questione, puntando principalmente sulla suddivisione dei compiti. La protezione civile ha preso in carico i danni sui privati, per cui danni alle abitazioni, che sono stati veramente tanti, in alcune aree diverse abitazioni insomma erano totalmente compromesse. Io stesso sono stato sbloccato per un paio di mesi, e per cui la protezione civile sarà presa in carico questo. È stata istituita una struttura commissariale come in altre regione e il servizio prevenzione rischi anche ha preso in carico tutto quello che erano i danni da privati, mentre la forestale, intesa come bacini montani e come forestali, ha preso in carico tutta la parte dei danni invece sulle foreste e il recupero idrografico, le opere di trattenuta, opere per valanghe e anche quelle che erano le strade forestali. Questo siamo riusciti a farlo nel giro di un mese circa, cioè la definizione di chi doveva fare cosa. Poi, come struttura forestale, prima di iniziare, abbiamo cercato di capire come potevamo prendere in mano una situazione di questo tipo e la prima cosa che è stata fatta è stato prendere la macchina, abbiamo girato Germania, Austria e in particolare in Svizzera, abbiamo incontrato tutti i colleghi, siamo andati a vedere le aree dove negli anni precedenti c'erano stati eventi di questo tipo e abbiamo messo nero su bianco in maniera molto sintetica, proprio schemi, cosa si poteva impostare. E da lì siamo arrivati all'idea di redigere un piano d'azione specifico solo per le foreste, per cui dividendo gli interventi infrastrutturali sui bacini montani in un altro piano e abbiamo creato un piano chiamato proprio piano d'azione solo sulle foreste. Un piano d'azione che è stato questo, che potete vedere anche qua, che di fatto ha dato in poche pagine, perché anche qua quando dopo bisogna essere operativi, bisogna essere anche sintetici, quelle che erano le linee guida che noi dovevamo seguire, per cui dandoci obiettivi. Il primo è stato sicuramente la stima dei danni. Sembra una cosa banale, alla fine abbiamo veramente avuto grosse difficoltà a stimare i danni. Infatti mi ricordo che alle prime riunioni avevamo chiamato tutti gli esperti di tecnologie e abbiamo chiesto come possiamo fare a stimare i danni in maniera veloce. Mi hanno proposto tutte le tecnologie possibili e immaginabili, poi alla fine non mi fidavo di nessuna e abbiamo detto lo facciamo a mano. E abbiamo mandato fuori tutti quanti, custodi forestali, area per area, e questi in un giro di una settimana hanno fatto una stima che ancora oggi fosse la più valida. Stiamo lavorando adesso a distanza di 2 anni con i satelliti, ma alla fine la stima che avevano fatto inizialmente è ancora la più valida. E poi abbiamo puntato inizialmente anche su tutta una serie di importanti azioni, di utilizzazioni, attivato corsi di formazione, creato un pool a supporto di tutti i proprietari forestali per definire contratti, modalità di vendita, supporto organizzativo, chiamato tutti i segretari comunali, cercato di fare in modo che questi all'inizio poi dopo di quelle che dovevano essere le operazioni di utilizzazione ad aprile, potessero avere delle informazioni chiare su cosa si poteva fare. E poi è stato dato tutta una serie di indicazioni su quello che dovevamo fare, non solo in termini operativi subito, ma dopo 3 mesi, dopo 6 mesi, dopo 1 anno, tra le quali anche la difesa sanitaria, di cui vi parlerò dopo, ma è stata una delle prime cose che ci siamo posti, perché mi ricordo bene che tutti quanti siamo svizzeri, i colleghi svizzeri, ci hanno detto attenzione, avete 2 anni di tempo per fare il lavoro, perché al terzo anno vi ritroverete con il problema sicuramente del vostro, per cui mettetelo già in conto e da lì allora abbiamo cominciato già all'inizio a pensare cosa si poteva fare. Per darvi un'idea anche in termini di cifre di quello che è stato un po' il lavoro anche sui termini delle infrastrutture, che è stato il primo lavoro che ci siamo messi a fare,
Ecco, immaginate che il piano d'azione ha previsto interventi sul patrimonio delle riserve forestali per oltre 30 milioni di euro, tutti in capo al servizio foresta. Con i nostri operai, con i nostri geometri, di fatto non abbiamo assunto una o due persone in più per far fronte a una situazione di questo genere rispetto a quello che era l'ordinario, per cui un lavoro veramente importante da parte di tutti, però siamo già a buon punto e possiamo dire che di fatto ormai la rete viaria fra un paio di mesi dovrebbe essere già completata, quasi nella sua totalità, ci ha ripristinato quasi tutto. E un grosso sforzo è stato fatto anche sui piazzali, creando anche i piazzali irrigati, ma abbiamo veramente costruito tantissimi piazzali, li lo vedete, già realizzati 16 ettari, proprio già finiti, dove alla fine siamo in grado ora di stoccare tutto il legname che sta uscendo, perché voi immaginate in area di montagna, Trentino è tutto montagna, e soprattutto le aree più colpite sono la vera montagna, avere i piazzali è fondamentale e questo ci ha permesso anche di vendere bene il materiale, perché le ditte di utilizzazioni sapevano dove avere il materiale e avevano la garanzia che le strade venivano costruite. In termini di attività di recupero del materiale, diciamo che il sistema è partito quasi subito. Possiamo dire che a gennaio, cioè è iniziato il giorno successivo all'evento, perché sono state sgomberate subito le strade, sono state tutte in funzione, però, dire la verità, ho visto veramente un cambio di passo a partire proprio dal piano d'azione, perché siamo riusciti ad attivare tutta una serie di attività che poi hanno dato slancio anche all'arrivo delle ditte dall'estero, che ci hanno dato una grandissima mano, soprattutto austriaci, e di fatto l'attività al momento, questi sono i dati del 30 di giugno, per cui non sono proprio aggiornati, noi l'esame ha provato in seguito, una decisione anche qui all'inizio, di non perderci troppo tempo a continuare a calcolare i dati, perché sennò non la finiamo più, c'è sempre di qualcuno che perde tempo. Allora abbiamo detto, lo facciamo una volta nel 6 mesi, è più che sufficiente. Però come potete vedere, siamo al 30 di giugno, il legname venduto era già 2 milioni e mezzo di metri cubi su 4 milioni, che però, attenzione, vi invito a leggerlo bene questo dato, perché di fatto non include tutto il legname tipo della magnifica comunità di Fiemme che lo utilizza nella propria segheria e pertanto è molto di più. E il legname effettivamente utilizzato al 30 giugno era già 2 milioni di metri cubi. Posso dire con una buona precisione che adesso, questi giorni, credo che siamo già a oltre 2 milioni e mezzo, per cui ci resterà ancora da utilizzare 1 milione e mezzo, di questo non 1 milione. Di questo 1 milione però molto probabilmente 300-400 mila metri cubi resteranno sul posto, perché sono in lodi talmente marginali che non conviene. La gran parte è stato venduto in piedi, qualcosa è stato utilizzato anche in forma di amministrazione diretta, però abbiamo visto che il caso di Schianti, la vendita in piedi è stata quella che ha garantito maggior velocità. Ho sentito prima parlare di rimboschimenti, vi dico subito che da noi c'è stato un grandissimo dibattito anche su questo, poi alla fine abbiamo tirato le somme e abbiamo detto che bisogna fare così. Allora, siamo arrivati a creare una cartina geografica, abbiamo individuato una serie di parametri e su questi ci siamo concentrati dicendo quanto di 20.000 ettari possiamo ricostruire e riboschire. Beh, sicuramente in priorità abbiamo diviso due priorità e in priorità 1 ci risultavano da questa analisi prima 4.000 ettari, in priorità 2 3.000 ettari, per cui 7.000 su 20.000. Sicuramente dove varrebbe la pena lavorare. E qua parlo di boschi di protezione, principalmente boschi con funzione idrogeologica, cioè voglio dire anche proprio per il discorso di acqua, acquedotti, aree importanti, e alcune aree molto importanti dal punto di vista del paesaggio, del turismo, ma anche della produzione. Sul totale di 7.300, alla fine, anche lì, ci siamo detti quanto però materialmente riusciamo a fare, proprio perché dopo bisogna contare sui nostri vivai, sulle nostre forze, su chi deve andare materialmente a piantare. E lì noi crediamo di riuscire a fare 2.700 ettari.
mettendo in campo tutto quello che è possibile, per cui materialmente non si riuscirà a fare di più. Per quanto riguarda le specie, brutalmente anche lì, dopo tante riturbazioni mentali, siamo arrivati a dire che punteremo quasi esclusivamente sull'Adige. Dove sulle fasce alte, nelle fasce basse lasciamo la rinnovazione naturale, un po' d'abete rosso, qualche latifoglia dove vale la pena, ma soprattutto dove c'è la garanzia che non ce la mangiano i uccelli, perché altrimenti mettiamo via anche i soldi. E, tra l'altro, per la produzione di piantine abbiamo dovuto mettere in campo veramente uno sforzo enorme, ma siccome avevamo già capito che non potevamo farcela, abbiamo attivato una convenzione con il Land del Tirol in Austria, che ha messo a disposizione i propri vivai forestali e le proprie maestranze. Noi paghiamo direttamente loro e loro stanno producendo le puntine per noi. L'attività di rimboschimento è già cominciata, stiamo lavorando già da 6 mesi circa. Per quanto riguarda il bostrico, visto che è un argomento che sul territorio sono state posizionate già subito dopo l'evento diverse trappole, e in totale ne abbiamo posizionate 228 e questi sono i dati proprio aggiornati al 15 agosto. Io direi preoccupanti, come ci aspettavamo. Già il 71% delle trappole sta catturando più di 8.000 individui. Diciamo che oltre a questi dati di cattura ormai è evidente anche sul territorio però che il bostrico sta avanzando in maniera veramente importante. In alcune valli, in particolare chi conosce un pochettino il Lago Rai, ma anche la Val d'Adige, Val di Sole, ormai gli abbossamenti si vedono in maniera estesa. Prima era localizzata, ora cominciano a essere in maniera estesa. E la cosa un po' strana è che non sono solo nelle aree schiantate, cioè a bordi delle aree schiantate, ma stanno colpendo spot anche aree molto distanti che di per sé non avevano subito niente, cioè non c'è una pianta a terra, non c'è mai stata, eppure si stanno ampliando queste aree completamente ormai secche dal bostrico. E questo ci fa capire quanto la violenza probabilmente del vento è stata forte anche nel destabilizzare e stressare le piante, quanto la popolazione del bostrico stia crescendo e non ci sono state d'aiuto nemmeno le precipitazioni e le temperature di questi ultimi 2 anni sicuramente. E tanto per darvi un'idea, ci sono già valli dove stiamo parlando già di migliaia di metri cubi che vanno a sommarsi a questi 4 milioni. In alcune zone specifiche probabilmente il bostrico supererà quello che sono stati gli schianti. Ultima cosa, cosa si può fare? Allora, noi siamo stati chiamati, proprio vi racconto quello che è successo, si fa dal nostro assessore, il quale ci ha detto: io voglio fare qualcosa per il bostrico, ditemi cosa si può fare. Allora lì abbiamo cercato tutte le soluzioni possibili, teorie, abbiamo provato a fare dei piani speciali per il bostrico, pensato anche a coinvolgere istituti, fare studi, poi alla fine anche lì abbiamo detto no, non funziona niente. In maniera anche forse molto semplice abbiamo deciso di istituire un contributo di 5 euro al metro cubo per le imprese boschive che si impegnano a raccogliere piante sia piantate che bostricate. Questo abbiamo visto, alla fine è una cosa che riusciamo a gestire in maniera anche abbastanza semplice e sarà dedicato sia alle imprese, ed è già operativo questo contributo, ma anche ai proprietari forestali che andranno e raccoglieranno questo materiale. Il primo contributo è di 5 euro per questo bando, poi vedremo il prossimo anno se portano 6, 7, 8, certo porteremo quanto serve. Perché abbiamo deciso questo? Perché poi alla fine ci siamo resi conto che la cosa migliore per combattere il bostrico, come sapete tutti, è tagliare il legname.
portarlo via in maniera veloce. Chi è che lo può fare? Le imprese boschive, le amministrazioni delle imprese boschive. Come pensate di poterlo fare? E tutti quanti hanno detto, beh, io non ce la farei mai, ma potrei farmi aiutare da altre imprese di altri territori, di altre regioni o estere. Però in questo momento il differenziale per garantirgli la copertura dei costi in un guadagno è di 5 euro. Per cui in questo modo noi pensiamo che le imprese locali siano in grado di chiamare altre imprese e far fronte anche al vostro. Se poi questi 5 euro non sono necessari, li porteremo e li aumenteremo di volta in volta. Ecco, io penso di essere stato dentro nei 15 minuti. Bene, grazie. L'ultima cosa, chi fosse interessato, il piano d'azione attraverso una collaborazione con la rivista Sherwood l'ho portato, è stato pubblicato e lo potete reperire. Credo che sia un qualcosa utile da conservare per tutti, anche per memoria, insomma, lo potete recuperare tramite la rivista Sherwood. Perfetto, grazie, molto interessante. Grazie. Grazie. Adesso passo la parola, visti anche i tempi, passo la parola alla provincia autonoma di Bolzano, ad Alessandro Andriolo dell'ufficio pianificazione forestale. Solo un attimo. Buongiorno a voi che siete qui fisicamente presenti e a chi ci segue in streaming. Grazie per l'interesse dimostrato, grazie a chi ha organizzato questo evento, dandoci questa opportunità. In questo quarto d'ora sarà mio compito, mio tentativo, raccontare brevemente cosa è successo in Alto Adige con Baia, cosa si è fatto, la situazione attuale, prospettive a breve termine e qual è il nostro margine d'azione. Parte tutto, come è noto, il 29 ottobre del 2018, a seguito di abbondantissime precipitazioni, venti molto forti, hanno combinato quello che non ho bisogno di raccontarvi. Qualche cifra sull'evento: 1,5 milioni di metri cubi di legname schiantato, stimato sulla base dei nostri strumenti assestamentali. Praticamente a verde rosso, quindi io di quello parlerò. Su 5.900 ettari circa interessati in 4 macro aree che poi vedremo. Viabilità forestale in gran parte bloccata o compromessa. Chiaramente gli eventi del passato recente del Mitteleuropa, Lothar, Vivian, tutti i nomi sinistramente noti per noi, ci dimostrano che dopo lo schianto da vento arriva il nostro amico qui, e questo dobbiamo temere e questo dobbiamo aspettarci in qualche maniera. E quindi per reagire abbiamo messo in atto una serie di misure di tipo tecnico, quindi il ripristino nel più breve tempo possibile della viabilità forestale, perché qualsiasi cosa si voglia fare in bosco bisogna arrivarci e con i mezzi, e lo abbiamo fatto con lo strumento del pronto intervento in economia diretta, con il nostro personale in olio a caldo. Una mappatura degli schianti, perché comunque per confrontarsi con l'elenco bisogna conoscerne l'entità e la distribuzione, e una definizione degli interventi conseguenti a questa. Sul nodo dei rimboschimenti siamo arrivati abbastanza in breve tempo alla decisione di rimboschire esclusivamente
le aree di bosco eteroprotettivo, quindi bosco posto a protezione di infrastrutture o insediamenti, lasciando alla libera evoluzione, diciamo, alla rinnovazione naturale il compito di far tornare il bosco sulle rimanenti aree schiantate. Perché la rinnovazione naturale fa un lavoro senz'altro migliore di quello che possiamo fare noi. Questa è la mappatura degli schianti, si vede una distribuzione baricentrica in Bassa Tesina e nelle stazioni forestali di Nova Ponente e Nova Levante, con schianti di grandi dimensioni che arrivano a 270 ettari sulla singola area, più una distribuzione nella parte orientale della provincia, quindi Alta Valposteria, Val Badia, Ispettorato Forestale di Monguel verso il confine austriaco, quello con il Veneto, e poi a occidente un'isola anomala che è la Val Stenades, dove ci sono stati schianti importanti, ma di larice, perché lì quelli sono boschi puri di larice, e quindi lì l'approccio è stato un po' differente. Misure politiche, sensibilizzazione dell'opinione pubblica di estrema importanza. La gente ha capito, a fronte della campagna di stampa che si è occupata a lungo della tematica e dei nostri report periodici, che era importante occuparsi di Vaia e dei suoi effetti, ed era importante che la mano pubblica intervenisse con investimenti in denaro pubblico. Erogazione di contributi per l'esposto. Si è deciso di facilitare, di rendere appetibile l'esposto del legname schiantato, che è tutt'altro che facile, con dei contributi a seconda del tipo di esposto, i più bassi per harvester, i più alti per l'elicottero, per compensare in qualche maniera gli accresciuti costi di utilizzazione e soprattutto un mercato del legname che a quel punto era crollato in maniera significativa. Misure fitosanitarie, e qui mi collego alle misure politiche messe in atto per facilitare lo sgombero. L'unica cosa che noi possiamo fare per evitare o per arginare delle pullulazioni di postrico è sottrargli quanto più substrato alimentare possibile, quindi portare via il legname schiantato dal posto. Non si scappa, è l'unica cosa. Siamo stati fortunati, si è lavorato tanto, i nostri forestali, i nostri proprietari boschivi si sono veramente attivati, si sono messi insieme, i piccoli proprietari boschivi di Nuova Levante, per esempio, hanno creato una sorta di consorzio temporaneo, hanno contattato le ditte, e poi c'è stata questa congiuntura favorevole che a nord del Brennero le imprese di utilizzazione boschiva erano bloccate sotto 3 metri di neve. A sud del Brennero non era venuta neve, faceva molto freddo e il terreno era gelato. Quindi c'è stata la possibilità, soprattutto nelle aree di schianti estesi, dove il terreno lo consentiva, intervenire con mezzi di utilizzazione ad elevata meccanizzazione, harvester e forward, con turni di giorno e di notte alla luce delle fotocellule per sfruttare questo momento felice. Il risultato è che nel giugno del 2019 era uscito già il 50% della massa, nel settembre dello stesso anno il 65% e a fine 2019 il 75%. Ora siamo fermi all'80%, ma va bene così, nel senso che il legname Vaia in gran parte non è più interessante del bostrico al quale bisogna guardare con attenzione, e quindi occorreva infittire la rete di monitoraggio che già esisteva, ma era limitata a una trentina di trappole nella stazione di Tesimo, tra Bolzano e Merano e Bressanone e Alta Posteria, con ulteriori trappole a feromoni per monitorare la dinamica di popolazione anche soprattutto nelle macro aree colpite dal valle. Ne abbiamo messi un totale di 100 distribuiti in queste 4 macro aree,
e lo abbiamo fatto di concerto con le altre regioni colpite sotto la coordinazione dell'Università di Padova e del team del professor Battisti, e ringrazio per il supporto e l'appoggio esterno. Questa è la mappatura delle trappole che sono state messe e che il nostro personale forestale ha provveduto a ruotare ogni 10 giorni per tutta la durata del ciclo del bostrico, quindi diciamo dalla metà di aprile fino alla metà di settembre. Questa è una trappola, classica trappola Tyson contro il ferrolino. E questi sono i risultati degli svuotamenti di una trappola, anzi delle trappole di una stazione forestale, quella di Nova Ponente. L'ho scelta perché era una stazione che in passato non aveva popolazioni di ostrico, quindi possiamo parlare di una situazione, una popolazione che parte da zero, o grosso modo da zero. Si arriva a una conta massima di individui di poco più di 1600, con una situazione stagionale favorevole a noi, perché nel 2019 è andata bene a noi e è andata male al bostrico. Sono state colonizzate solo piante a terra, perché il bostrico si sceglie la merenda facile e non va su piante che possono opporre difese con emissioni di resina al loro attacco, e le trappole a feromoni hanno avuto valori di cattura tutto sommato rassicuranti. Nova Levante addirittura non si è mai arrivati a 30 catture per svuotamento. Lì effettivamente era il posto dove i lavori di sgombero erano andati nella maniera più celere. Poi abbiamo avuto un imprevisto che lì per lì abbiamo catalogato tra gli eventi malaugurati uno schianto da neve che ha colpito prevalentemente l'abete rosso, anche in parte il pino silvestre. Schianti diffusi, come spesso succede per schianti da neve, fanno l'effetto di un diradamento molto energico, e concentrati per lo più nella metà orientale della provincia, diciamo che da Bolzano verso est. Evento malaugurato, ma non del tutto. Se vediamo i dati del 2020, sulla stessa stazione forestale arriviamo a poco più di 2000 individui come valore di picco, non a 20.000, 2000. Quindi questa cosa lì per lì mi aveva un po' stupito, perché mi aspettavo la mazzata. Siamo andati in bosco a guardare e il bostrico andava tutto sulle piante schiantate del 2019. Quindi in qualche maniera questi schianti hanno creato una rete di potenziali piante esca su cui il bostrico si è potuto sfogare, lasciando per un altro anno in pace le piante in piedi. La quota di piante schiantate da vaia rimaste in bosco a questo punto, per la stragrande maggioranza, non è più appetibile dal bostrico, perché ha perso acqua, si è degradata, e se si cerca ci si trova i cerambicidi, i maliscoliti non ci sono più. Fanno eccezione alcune piante nel subalpino, che abbiamo visto col professor Battisti, con ancora parte del piatto radicale in terra, quindi non del tutto morte. Lì sì vengono colonizzate, ma è veramente una quota minima. Le prospettive per il 2021. Ci sono fattori che sono fuori dal nostro controllo. Il meteo, faremo la danza della pioggia, non lo so, comunque finora è andata bene, speriamo che continui a andare così, con estati fresche, precipitazioni abbondanti, però insomma, quella è una cosa che possiamo solo sperare. Dove noi possiamo incidere è andare avanti con lo sgombero tempestivo del legname schiantato, che
comunque sarà, prevedo, anche il prossimo anno appetibile dal bostrico, quello che stiamo intendo. Adottare corrette pratiche silvicolturali e comunicarne il senso all'opinione pubblica, ai proprietari boschivi e agli amministratori locali. E qui si gioca una partita molto importante, perché molto spesso nella prassi si fa confusione tra la silvicoltura, le buone pratiche silvicolturali e l'estetica forestale. La pianta secca in piedi deve essere tagliata perché, in realtà perché è brutta. Sul concetto di bello e brutto possiamo dissertare fino alla consunzione. In realtà non è un discorso di silvicoltura, però questo. La pianta secca in piedi non è sicuramente un focolare, perché lì il bostrico è andato via da un pezzo. Posso tagliarla e ottenere legname da cellulosa, legname da far fuoco, però spesso è più interessante tenerla in piedi, soprattutto se si tratta di piante di margine. Piante di margine secche sono un'importante protezione, un'importante cortina per le piante che stanno dietro. Se noi continuiamo a tagliare con una sorta di marginale fitosanitario malinteso le piante secche in piedi, allarghiamo la buca e da una piccola ferita otteniamo un danno molto più esteso dal punto di vista della superficie denudata. E noi, che siamo l'autorità posta a presidio della funzione di regimazione idrogeologica del bosco, possiamo permetterci questo? Io credo di no. E quindi nel dialogo costante con i proprietari boschivi, con gli amministratori locali, dovremo essere degli abili comunicatori e dire in qualche maniera le cose come stanno, anche se magari loro non se lo aspettano. E con questo io vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie dottor Andriolo, anche degli spunti che ci ha dato anche per sviluppare il dibattito. Adesso passo la parola a Massimo Faccoli del Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente dell'Università degli Studi di Padova. Allora, innanzitutto mi associo al ringraziamento corale dei organizzatori di questa importante giornata culturale, scientifica di aggiornamento, di aggiornamento sostanzialmente, da poi vorrei parlarvi di alcune di quelle che possono essere prospettive per la gestione del posto di tipografo nei prossimi anni. Come sappiamo tutti, come è stato ricordato, il nostro tipografo di fatto è un parassita di debolezza, quindi non sarebbe un parassita particolarmente aggressivo in condizioni normali. Va a cercare altri deboliti per varie ragioni. Il problema è che in condizioni sfavorevoli al bosco possono innescare grandi infestazioni come quelle che stiamo osservando e che ci hanno registrato. Ma poi queste infestazioni possono passare e interessare anche piante sane. Ora, quali sono queste condizioni sfavorevoli? Noi possiamo identificare due principali gruppi di fattori predisponenti all'infestazione. Il primo gruppo sono degli eventi graduali, degli eventi che sono costanti, che si presentano in modo progressivo, lento, ma continuo, che indeboliscono in modo cronico queste foreste. Che sono il cambiamento climatico, sono eventuali patologie, semplicemente l'invecchiamento dei nostri soprassuoli forestali. Un esempio che voglio riportare, che si sta registrando, questi sono dati microbiologici registrati dalla stazione forestale, dalla stazione microbiologica di Cimone del Fiume, che sono un field centrale. Questi sono i dati della temperatura media del periodo di marzo-luglio, periodo di massima attività vegetativa del vecchiarosso e di massima attività riproduttiva del bosco, dove si può vedere che negli ultimi 60 anni queste temperature medie sono aumentate di 2 gradi centigradi, a svantaggio della quiete e a vantaggio del bosco, che quindi riesce a identificarsi più velocemente e riprodursi più velocemente. Altri tipi di eventi predisponenti sono gli eventi eccezionali, come appunto è stato vario, quindi eventi improvvisi, imprevedibili, fino a un certo punto, quali ad esempio le ondate di calore, gli schianti, le siccità,
proprie defoliazioni di teste come è successo con Vaia. E qui ad esempio appunto abbiamo Vaia, con questi 8,6 milioni di metri cubi schiantati, ma nel resto dell'Europa ci sono stati altri eventi molto più drammatici. C'è stato Buson, per esempio, 75 milioni di metri cubi di alberi stroncati nella notte, c'è stato Lota, ci sono state le siccità d'Europa centrale del 2017 ha causato molto di 200 milioni di metri cubi di abete rosso. E quindi chiaramente fattori veramente devastanti. Ha un altro esempio ancora dal Friuli Giulia, ma ce ne sono altri, un po' tutte le nostre Alpi. In questo grafico l'abbiamo già visto, c'è un collega di Biasi, sono l'andamento delle manifestazioni di bosco tipografo degli ultimi 25 anni in Friuli. La cosa interessante da vedere è che le manifestazioni partono sempre a seguito di eventi in qualche modo sfavorevoli all'abete rosso, al rosso. Quindi l'ondata di calore del 2003, la siccità del 2009, un'altra siccità del 2014 e poi Vaia nel 2018. E si vede che immediatamente negli anni successivi, 2-3 anni successivi a questi eventi drammatici, partono manifestazioni di bosco. Allora, la cosa interessante da rilevare in questo grafico però è che non solo aumenta la frequenza di questi eventi climatici estremi, ma aumenta anche l'intensità della risposta del bosco. Vedete la linea blu indica il numero di focolai e il istogramma giallo indica i metri cubi persi a causa di manifestazioni di bosco. E si vede che nel 2004-2005, a fronte di un numero di focolai particolarmente elevato, i danni erano tutto sommato contenuti. Recentemente, a parità di numero di focolai, abbiamo il numero di danni decisamente maggiore. Quindi abbiamo popolazioni più aggressive che causano manifestazioni molto più estese, con danni molto più importanti. Quindi il bosco, la lotta al bosco, il controllo del bosco è una cosa che si deve fare, è una cosa possibile ma non è scontata. E soprattutto richiede tempistiche precise e un notevole sforzo organizzativo, come è stato anche presentato dal collega Meloni. Per questo motivo serve una stretta collaborazione tra tutti quelli che sono gli enti territoriali, gestionali e anche gli enti scientifici. Proprio in questo contesto l'Università degli Studi di Padova è stata promotrice e sostenitrice della creazione di un gruppo di lavoro, un gruppo PAI, diciamo così, attivo già subito dalle prime settimane dopo l'evento Vaia, che ha coinvolto praticamente tutti quelli che sono gli enti territoriali che hanno parlato prima di me, quindi dalla provincia autonoma di Bolzano, la provincia autonoma di Trento, la regione del Veneto, la regione di Friuli Giulia per la prevenzione foreste e Commersa, e anche alcuni organi internazionali, tramite un progetto internazionale con l'Austria, per l'altro rientra anche la provincia autonoma di Bolzano, di cui parlerò dopo. E tutto questo essenzialmente per scambiarsi informazioni, scambiarsi idee, scambiarsi dati, cercare di trovare delle soluzioni comuni a problemi comuni. E questo ci ha permesso anche di produrre alcune pubblicazioni a livello nazionale. In generale la gestione delle manifestazioni segue 3 passi fondamentali. Il primo passo è quello del monitoraggio, della raccolta di dati, monitoraggio delle popolazioni, che è stato ovviamente discusso, ci serve a capire quanto bosco c'è, dov'è, quante istituzioni svolge, qual è la sua dinamica di popolazione, come si sviluppa nel tempo, nello spazio. Allo stesso modo il monitoraggio delle manifestazioni, dove sono i gruppi di bosco, quanto grandi sono, quali sono le loro caratteristiche. E infine il monitoraggio costante e continuo del clima, perché dal clima dipende molto spesso le condizioni generali di salute dei nostri boschi, dipende la velocità e la capacità di produttiva del bosco, le generazioni, e quindi è fondamentale. Sono tutti fattori fondamentali per creare una valutazione del rischio. Quindi un insieme di informazioni, quindi condizioni meteo, popolazione, trend della popolazione, tutte informazioni che ci arrivano dal monitoraggio, che devono essere incrociati in qualche modo con le condizioni e caratteristiche generali del bosco. E questo probabilmente è uno dei punti più difficili, capire quali sono le condizioni di questi boschi. E qui possiamo mettere in campo diversi tipi di rilievi. Possiamo svolgere dei rilievi di campo, andare fisicamente in campo a vedere come stanno questi boschi, oppure rilievi da remoto, quindi tramite interpretazione di immagini satellitari. Abbiamo cercato di fare entrambi questi tipi di azioni, un po' in varie regioni, in varie aree del Triveneto, e nell'inverno del 2019-2020, cioè dopo un anno di Vaia, abbiamo
una serie di rilievi di campo per andare a verificare l'analisi e lo stato di infestazione delle piante ancora presenti nelle buche causate, nelle cristiane causate da valle. Questo è un esempio che viene dal Giulia, vedete già sul grafico circa sono i siti maggiormente interessati dagli schianti da valle. In ciascun sito noi siamo andati a verificare delle piante presenti ancora in bosco a terra e le loro condizioni, quante erano costricate, quante erano ormai degradate, cioè con fiorino ormai praticamente disidratato, secco, asciugato, o semplicemente già aumentato da generazioni precedenti di bosco o di altri parassiti del legno, e infine quante erano invece ancora fresche e quindi recettive a potenziali infestazioni di bosco di forza. I risultati a livello regionale ci dicono che circa il 15% delle piante presenti nelle buche erano costricate, cioè con popolazioni sfernanti di bosco, tutte sfarfallate. Un 33%, cioè una pianta su tre era ancora fresca, dopo un anno dalla caduta. Queste piante sono ancora fresche perché avevano ancora un sistema radicale parzialmente funzionante e una chioma ancora parzialmente funzionante. Invece il 50% circa delle piante era ormai completamente degradato, quindi non rappresentava più un problema dal punto di vista sanitario. Inoltre queste analisi, questi rilievi invernali ci hanno permesso anche di valutare l'estensione di questi siti, quindi fare un'analisi ancora più mirata. Qui vedete ci sono dei grafici, qui siamo nel comprensorio della stazione forestale di Paluca, quindi siamo nell'Alta Carnia, confine con l'Austria, e vedete ci sono cerchi di dimensioni diverse, perché ci sono siti di dimensioni diverse, chiaramente, quindi superfici variabili, masse schiantate diverse. Ma la cosa interessante è che grazie a questi rilievi di campo abbiamo potuto identificare i rischi siti a rischio di infestazione, come potete stare in questo punto, dove vedete la metà e anche oltre delle piante costricate, delle piante a terra costricate, e l'altra metà invece completamente degradate. Questo cosa significa? Che nella primavera successiva, cioè questa primavera del 2020, gli insetti sono sfarfallati dalle piante a terra, non avendo a disposizione altri materiali su cui moltiplicarsi, quindi si sono diffuse sul resto della foresta, andando ad attaccare anche piante di piedi ancora sani. Altri siti invece hanno un esempio, hanno una situazione molto diversa, siti a basso rischio di infestazione, perché non contenevano boschi di tipografo, oppure, nel caso di basso sinistro, oppure contenevano boschi di tipografo per un terzo, mentre un terzo delle altre piante ancora a terra erano completamente secche, ma ce n'era un terzo praticamente ancora fresche, in grado di ricevere gli insetti che sono sfarfallati nell'aprile e nel maggio di quest'anno. Un po' quello che è successo in Alto Adige, che è stato in Antilope. Quindi questo tipo di rilievo ci ha permesso anche di fare una generalizzazione, cioè una ripartizione dei rischi nelle varie realtà interessate da valle. Altri tipi di rilievi che si possono fare sono invece rilievi d'area, abbiamo implementato anche questo tipo di analisi, cioè l'individuazione rapida, il più possibile rapida, dei nuclei di attacco di psicologo attraverso immagini satellitari. Quindi, procedimento particolarmente semplice, è già stato ampiamente discusso dai relatori che hanno preceduto questa mattina. Si tratta di acquisire delle immagini strutturali di satellite, in particolare di Sentinel-2. A queste immagini applicate dei filtri, di fatto, sono degli indici vegetazionali che ci restituiscono in termini grafici lo stato di salute dei boschi. Quindi se sono boschi particolarmente stanchi, forti, rigogliosi, avremo una mappa che sembra di verde. Invece piante debolite o attaccate o secche mostreranno dei colori che tenderanno all'arancio o al rosso. Una volta che noi abbiamo visto queste immagini è possibile fare una comparazione delle situazioni, delle singole realtà, prima degli eventi, ad esempio varia, e post evento, per fare una quantificazione di questo tipo. Questo vi do alcuni esempi. Questa è una situazione pre-varia, quindi siamo nell'agosto 2018, è un versante delle nostre Alpi, una vallata delle nostre Alpi, è una piccina, si vedono alcuni nuclei di infestazione di bosco di porco, che sono quelli più chiari, che erano gialli. Un anno dopo la situazione però era questa. C'erano tutti gli schianti e in più la progressione degli attacchi. Quindi il confronto tra una situazione e l'altra ci permette anche di quantificare questi danni.
Veramente questa tecnica ha degli aspetti positivi importanti perché ci permette una rapida identificazione degli spot, cioè delle situazioni più a rischio, ci permette di avere un'ampia scala spazio temporale perché possiamo acquisire immagini praticamente tutte le arti, anche oltre. Questi dati sono gratuiti, sono scaricabili in modo gratuito e noi abbiamo un continuo passaggio di questi satelliti. Ogni 5-6 giorni lo stesso satellite ripassa sulle stesse zone, per cui possiamo continuamente aggiornare la nostra banca dati. Chiaramente ci sono anche qui delle limitazioni, quindi tutto il celle, perché la risoluzione di queste immagini non è altissimo, siamo a celle quadrate di 10 metri di lato, per cui non riesco a identificare il singolo albero, ma massimo vado per gruppi di alberi. Possono esserci dei problemi legati alla copertura atmosferica, come per esempio di nuvole, di nebbie, che possono in qualche modo ridurre la qualità dell'immagine, e poi c'è anche difficoltà nel riconoscere la causa. Il filtro, l'immagine dice stai attento Massimo perché su quel bosco ci sono dei problemi, il tuo bosco ha dei problemi, però questi problemi non so a che cosa siano dovuti, possono essere rischianti, possono essere degli attacchi di parassiti, ma possono essere semplicemente delle utilizzazioni, oppure può essere il passaggio del fuoco. Quindi è comunque necessario una combattimento di campo. Il terzo aspetto fondamentale è il controllo, quindi il monitoraggio, la valutazione del rischio e dove è necessario il controllo. Nei siti a alto rischio, infestazione, l'obiettivo è quello di limitare nuovi danni, evitare che questi danni possano a interessare anche piante in piedi, costruire i costruzioni sono ancora interessanti. E qui anche un punto importante, come concetto, gli esposti e la politica fitosanitaria sono fondamentali. Questa politica fitosanitaria però è realizzata in tempi e in modi più consoni. La tempistica è fondamentale. È inutile andare a sboscare piante che sono sempre in piedi, come diceva appunto prima, ma che non contengono più insetti. Anzi, rischiano di fare danni dal punto di vista biologico e dal punto di vista anche fitosanitario, perché vanno a esporre le altre piante a nuovi situazioni di stress, per esempio al sole, al solare, all'inquinamento di questi stati delle radici contatto. Quindi questa è chiaramente la soluzione maestra per poter applicare. Il sbocco, attenzione, non necessariamente sono indotto a sboscare, posso anche solo scortecciare, si può utilizzare la scorciatoia. Poi chiaramente questo non si può fare dappertutto e in tempi e nei modi più consoni, perché in molti casi manca la viabilità forestale, i tempi burocratici sono lunghissimi, ci sono vincoli posti dal mercato e dall'economia del quotidiano, quindi in molti casi questo non è purtroppo realizzato. In situazioni particolari di scarsa accessibilità, o se voglio proteggere boschi in situazioni particolari o di alto pregio, posso pensare invece di proteggere direttamente le piante. E questo è quello che abbiamo provato a fare in alcuni siti sperimentali, cioè utilizzare dei repellenti per sostanze volatili che interferiscono con il riconoscimento dell'ospite dal parte del bosco. Il bosco che gira per il bosco ha bisogno di un ospite in tutti i casi in cui riproduce. E noi dobbiamo cercare di confondere praticamente il bosco durante questa sua ricerca di potenziale ospite. Questa è la situazione in cui ci troviamo normalmente, abbiamo la nostra foresta, la nostra piceta, in mezzo alla vita con piccoli schianti che contengono gli insetti che si stanno sviluppando e che stanno svernando. A questo punto che cosa si fa? Si va a cercare di proteggere il margine. Perché proprio il margine? Perché abbiamo detto che il margine è la situazione più critica in questi contesti. Io vado a proteggere i pianti in piedi con dei repellenti distribuiti dentro qua sul con questi repellenti filtrosi. E all'interno di tutto invece vado a installare delle anomali di trappole feromoni che non si muovono, per realizzare quello che è un programma di push and pull, cioè io allontano gli insetti dal margine del bosco e li attiro invece all'interno delle trappole. Quindi ho una doppia azione combinata e integrata, anche questo si chiama push and pull. Abbiamo provato a implementare questo tipo di protezione in una trentina di siti di abbiamo testato tecniche simili ai siti a rischio basso, medio e alto, e questo abbiamo saputo grazie ai libri di campo che avevamo fatto nei mesi precedenti, e quindi abbiamo applicato tre diversi protocolli: trappole nella buca e repellenti sugli alberi di margine, che vi avete mostrato, altre situazioni
un'altra decina di situazioni abbiamo imputato solo trappole nella buca che diventa repellente, e infine un terzo protocollo di controllo di testimone dove non abbiamo utilizzato niente. Complessivamente sono state utilizzate circa 50.000 trappole e oltre 1.200 reazioni di repellente. I risultati sono piuttosto incoraggianti, anche se devo dire che questi sono ancora parziali, perché sono stati aggiornati alla fine della prima generazione di quest'anno, quindi il 31 luglio 2020, però si vede che dove sono state utilizzate sia le trappole che i repellenti, in siti, anche nei siti a rischio non abbiamo avuto attacchi di piante di margine, e in modo molto contenuto, sotto l'1% nei siti a medio e basso rischio. Dove invece abbiamo utilizzato solo le trappole, abbiamo ottenuto risultati positivi nei siti a medio e basso rischio, ma nei siti a elevato rischio di infestazione le trappole da sole non sono bastate a proteggere queste piante, infatti abbiamo avuto dei danni pari a 5-6 superiori rispetto alla situazione. Infine, condizioni di controllo, chiaramente non abbiamo implementato nessun protocollo di protezione, infatti abbiamo avuto danni sia nei siti a maggior rischio, che sono stati attorno al 10%, quindi 10 volte più rispetto a quelli protetti, ma anche dove il rischio è inferiore, quindi nei siti a medio e basso rischio di infestazione. In conclusione, cerco di essere rapido e sintetico, che cosa si possono fare per i prossimi anni? Continuare con il monitoraggio coordinato dello stato di salute delle foreste e della distribuzione del bosco, del loro andamento spaziale e temporale. Il monitoraggio dello stato di salute delle foreste è fondamentale per poi decidere che cosa fare in queste foreste, per decidere quali sono i piani di gestione di queste foreste. E infatti, nel punto successivo, abbiamo bisogno di un piano di gestione di medio e lungo periodo di queste pecete. Dobbiamo cercare di capire, di decidere che cosa vogliamo fare in questi boschi, soprattutto per quanto riguarda le pecete di bassa quota, con fascia montana, submontana, che probabilmente sono destinate a scomparire, o per eventi estremi, o per eventi cronici, o per infestazioni di bosco. Quindi dobbiamo decidere se vogliamo che queste pecete scompaiano in modo casuale, oppure se possiamo implementare un piano specifico, coordinato, gestito, di sostituzione o di miglioramento di queste condizioni generali di queste pecete. Oppure possiamo anche decidere di non fare niente, però farà tutto il bosco in modo assolutamente disordinato, ingestibile e imprevedibile. Che cosa si può fare? Ridurre la densità forestale. Molte di queste pecete non hanno mai in passato avuto interventi di sfoglio, ma anche di diradamento, e questo implica un maggiore rischio, una maggiore esposizione di stress, di natura, di danno, cioè non c'è acqua più sufficiente per coprire tutte queste piante, per la necessità di queste piante. E ridurre l'età media di queste pecete. Molte delle nostre pecete sono mature, estrattive, in alcuni casi persistenti, sono tipicamente le pecete più colpite dal vostro corpo. Per cui intervenire anche con culture più specifici, e dove possibile cercare di sostituire queste pecete montane, submontane, tipicamente pecete di sostituzione, antiche piantagioni di prati, pascoli, con foreste miste che sono più stabili. Sono più stabili e viene esposte sia agli eventi di natura biotica, come possono essere siccità, piuttosto che i venti, ma anche di natura biotica, come possono essere infestazioni di parassiti di varia natura. La bonifica fitosanitaria è fondamentale. Una volta che l'evento si è verificato, bisogna cercare di intervenire il prima possibile per ridurre la densità della popolazione e il rischio di manifestazioni. Però qui vuol dire essere già oltre, siamo già in fase successiva. La lotta al bosco si dice in modo preventivo, diventa veramente complesso, costoso, complicato andare poi a esboscare tutti che compaiono nelle nostre valli di salute. Bisogna cercare di evitare che queste infestazioni partano. Per quello sono fondamentali i primi due punti di queste conclusioni. E poi chiaramente sviluppare e sostenere la ricerca per promuovere l'innovazione, di ottenere nuovi strumenti utili sia per la gestione, sia per il monitoraggio che per il controllo diretto del bosco. Proprio nell'ambito di questo
Quest'ultimo punto, recentemente abbiamo presentato e finanziato dalla Comunità Europea un progetto internazionale, un progetto Interreg, Italia-Austria, nell'ambito della Fine Milano, in cui rientrano tutti l'Università di Padova, l'Università di Bolzano, l'Università di Vienna, dove si è coinvolta anche la Provincia Autonoma di Bolzano. È un progetto che è sostenuto tra l'altro dall'Alto Galles, dal Galles Alto Bellunese, dalla comunità professionale del Valposteria e dei consorzi del Tirolo orientale, ed è focalizzato, finalizzato allo studio dei microorganismi associati al bossico, in particolare quindi i batteri, e cercare di capire qual è il loro ruolo in funzione di infestazione. Perché alcune popolazioni sono così aggressive e altre meno? Qual è il ruolo dei simbionti nella dinamica dell'infestazione e di popolazione di queste nostre popolazioni di bossico tipografo che abbiamo sulle Alpi nord-orientali. Con questo vi ringrazio per l'attenzione, se ci sono domande, ben volentieri. Grazie, professor Facchi. Adesso diciamo l'ora è tarda, però avevamo previsto il dibattito o le domande, se volete fare, prego. Silvia. Vieni pure Silvia, adesso portano il microfono disinfettato. Sì. Dottoressa Stefanelli. Io volevo fare delle proposte e delle considerazioni a partire da questo interessante confronto, no? Sui territori colpiti da baia. L'anno scorso sono stata a un convegno sulla Bostrico a Praga e la situazione è allarmante anche in altri paesi. Repubblica Ceca nel 2018 13 milioni di metri cubi sboscati di legname colpito dal Bostrico, e 18 milioni in Repubblica Ceca, un paese piccolo, 18 milioni di metri cubi sono stati colpiti dal bossico, superiore all'incremento forestale di tutta la Repubblica Ceca. La Germania ha varato un piano di 800 milioni di euro per far fronte all'emergenza bossico e così via in tanti altri paesi del centro Europa. Quindi il mercato sarà fortemente perturbato dalla disponibilità di legname di basso valore. Oggi abbiamo parlato anche di questo, no? Proprio delle filiere forestali. Allora, la mia proposta è questa. Nell'ambito, diciamo, dei prodotti che utilizzano fibre legnose, c'è stato un forte sviluppo tecnologico negli ultimi anni, a tal punto che non sono più la fibra di cellulosa, non è un prodotto di bassa qualità che prende la via della Cina a prezzi stracciati oppure viene utilizzato per le bioenergie, ma può essere utilizzato per, ne cito solo alcuni di utilizzi, per fare tessuti di alta gamma, cellulose, per fare laminati elettronici, per fare blocchi di cemento, non sono più prototipi, si stanno facendo il cemento con le fibre di cellulosa, con le fibre legnose, nelle bioplastiche, anche nella farmaceutica, quindi c'è una vasta gamma di prodotti che possono utilizzare proprio questo legname, diciamo, di scarto. Su questo l'Italia è un paese leader in Europa, un paese leader sulla bioeconomia, c'è una strategia nazionale sulla bioeconomia, c'è il consorzio di legno, primo in Europa per la produzione di pannelli trucciolati utilizzando il materiale riciclato. E quindi il mio è un invito a partire da questa eccellenza che c'è in Italia e a cercare di, magari in modo consorziato tra le 3 regioni, a fare delle proposte proprio perché tutto questo materiale che sarà disponibile ormai in modo continuativo, no? Anche per la situazione appunto del bossico, venga utilizzato in modo diversificato, anche per far sì appunto che i proprietari forestali, ma poi tutta la filiera, abbia un valore aggiunto appunto da questa che ormai è una situazione cronica. Tra l'altro c'è adesso nel piano di ripresa e resilienza c'è una coda in octobre perché vengono presentate delle proposte da amministrazioni pubbliche, da studi di ricerca, da imprenditori privati, e sappiamo che una delle priorità del Green Deal, del Recovery Fund, saranno proprio gli interventi che sono in sintonia con il Green Deal. L'economia circolare e l'economia sono una delle priorità. Quindi questo è un invito a partire da questa, chiamiamola crisi proprio, no? Che c'è nel settore
nel settore forestale della nostra regione, ma anche dell'Europa, per cogliere anche le opportunità di questo movimento. Va bene. Grazie alla dottoressa Stefanelli della Regione Friuli Venezia Giulia. Ci sono degli altri interventi? Molto interessante. Grazie allora a tutti per questo interessante confronto. Abbiamo appunto, come detto, un sistema di monitoraggio che avviene con l'Università di Padova e che prosegue ancora in tutto il 2020 e 2021. Abbiamo fatto un primo punto, un primo step in cui appunto ci siamo confrontati, come detto, con le altre regioni, perché è fondamentale appunto mettersi a confronto e sentire a che punto sono le cose per andare avanti e per tenere sotto controllo la questione. Quindi ringrazio tutti, ringrazio i relatori in particolare e ringrazio tutti voi. Vi invito